Si apre infatti oggi con la cerimonia di inaugurazione la 20ª edizione di Vele d'Epoca Imperia, Panerai Classic Yacht Challenge, che quest'anno festeggia i suoi 32 anni. Un caloroso saluto di benvenuto e di ringraziamento a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti del governo e delle pubbliche istituzioni. Il comitato organizzatore del raduno di Imperia rivolge un particolare saluto e augurio di buona permanenza a tutti gli illustri ospiti armatori, skipper ed equipaggi che oggi rappresentano il meglio delle imbarcazioni storiche del Mediterraneo. Ed ora il saluto del presidente di Assonautica Imperia, Enrico Meini. Buonasera a tutti, io sarò molto breve perché l'evento deve incominciare. Un benvenuto da parte di Assonautica Provinciale di Imperia e da tutta l'organizzazione. 20ª edizione. Grazie ai numerosi partner quali soprattutto Panerai, Camera di Commercio, Alfa Romeo e non meno importante il Comune di Imperia. Oltre alle regate avremo numerosi eventi nel pomeriggio fino a tarda notte, eventi collaterali e manifestazioni che ci terranno impegnati per tutta la settimana. Come vi ho detto voglio essere molto breve e non voglio divulgarmi in discorsi inutili. Io voglio augurare a tutti i partecipanti, come dice una persona qua che è dietro di me, mi ha insegnato a dirlo a lui, un buon vento, che sia le Vele d'Epoca d'Imperia la tappa più importante, la tappa più agguerrita per quanto riguarda la regata del circuito Panerai. E vi dico solo una piccola cosa, guardiamoci un attimo intorno e come noi pensiamo questa sarà l'edizione del rilancio delle Vele d'Epoca d'Imperia, non dico della rinascita ma del cambio di marcia. Io vi ringrazio di essere qua e vi spero di ritrovarvi numerosi nel corso delle 4 giornate. Grazie a tutti, buonasera. E adesso la parola al Presidente della Camera di Commercio e Riviere di Liguria, and now the President of the Camera di Commercio Riviere di Liguria, Mr. Luciano Pasquale. Grazie, buonasera a tutti. Il piacere e l'onore come Camera di Commercio di salutarvi e di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e partecipano e permettono la realizzazione di questo evento. Vele d'Epoca, come è stato detto, è una componente molto importante per valorizzare un settore come quello della nautica che nel nostro territorio di Imperia rappresenta una delle potenzialità più importanti. Già c'è una filiera significativa, stiamo parlando di 200 imprese, 500 addetti che nella provincia di Imperia fanno riferimento alla nautica in senso stretto, però noi pensiamo come Camera di Commercio che avendo a disposizione una infrastruttura così importante come il porto di Imperia, che mi permetto di dire sembra utilizzato a meno del 50% delle sue potenzialità, dicevo, avendo a disposizione infrastrutture di questo genere, la nautica può rappresentare uno dei fattori di rilancio e di potenziamento dell'economia di Imperia e di tutto questo territorio. Quindi da questo punto di vista c'è l'impegno di Camera di Commercio che sostiene Vele d'Epoca dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché Assonautica è collegata a noi e Assonautica ha fatto questo grande lavoro, ha fatto nel passato, continua a farlo, come ha detto il Presidente Meini, abbiamo l'ambizione di fare sempre meglio e di fare in modo che questo momento non sia solo questa magnifica festa di una settimana a Imperia con tante persone che vengono a trovarci e che trovano piacere e credo anche stupore per chi non c'è mai stato per queste bellezze del nostro territorio. Credo che da qui bisogna fare in modo che sul settore della nautica diventi qualcosa di importante per la nostra economia. Questo è il nostro impegno, quindi grazie a tutti coloro che lavorano a Vele d'Epoca, cominciare dallo sponsor principale, senza Panerai, senza il quale noi non riusciremo probabilmente a organizzare, ma soprattutto l'impegno, vi dicevo, nostro di Camera di Commercio e l'impegno del Comune e degli enti pubblici, perché sono coloro che dovranno dare l'impulso decisivo per raggiungere gli obiettivi che vi citavo prima. Quindi grazie a tutti, grazie a coloro che hanno organizzato
e un ringraziamento particolare e un buon vento ai 60 circa equipaggi che da domani faranno le regate e arricchiranno di contenuti questo nostro importante appuntamento. Grazie ancora a tutti. Ringraziamo l'intervento del Presidente della Camera di Commercio a Riviera di Liguria, Luciano Pasquale, ed ora chiudiamo questa serie di interventi con il Sindaco della città di Imperia, the Mayor of the Town of Imperia, l'Onorevole Claudio Scaiola. Con oggi si apre la 20ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia. Sono lieto di dare a nome della città un affettuoso benvenuto alle barche, ai comandanti, agli equipaggi che così numerosi gremite ancora una volta questo porto, creando una cornice suggestiva che esalta la bellezza della nostra Imperia. So che il raduno di Imperia ha sempre avuto un posto particolare nei cuori degli armatori, perché qui avete sempre colto che tutta la città si stringe accanto a voi. Abbiamo bonificato l'intera area che circonda e le abbiamo conferito un aspetto più accogliente. La stessa disposizione degli stand a cui ha provveduto con grande professionalità Asonautica, il miglioramento di questa situazione credo che abbia già colto l'apprezzamento di ciascuno di voi, così come quello dei visitatori che affluiranno nei prossimi giorni. Lo Yachting Club di Imperia per la parte velica, la Go Imperia e tutte le strutture comunali che si sono impegnati assiduamente e che hanno contribuito insieme ad altri enti all'organizzazione di questo evento. Un ringraziamento particolare, doveroso ma anche sentito, a Panerai, titolare del circuito, main sponsor, e a tutti i partner che hanno consentito di realizzare un evento così significativo. A dispetto degli anni che passano, le Vele d'Epoca di Imperia sono ancora un evento nel pieno della loro vitalità, ma dobbiamo fare ancora di più, far crescere ulteriormente questa manifestazione, farla conoscere dentro ma anche oltre i nostri confini. Anche da questa manifestazione parte la sfida che attende la città di Imperia: essere attore protagonista sullo scenario nazionale e internazionale nel mondo del mare. L'economia blu, lo segnalano ormai da anni importanti studi, è in grado di generare investimenti, quindi ricchezza e quindi occupazione, sempre legati al tema della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del nostro magnifico patrimonio naturale. La vela, tra le tante opportunità legate al mare, può essere un volano per Imperia, così come dimostrano già le numerose manifestazioni che si svolgono qui nella nostra città e altre che verranno. Sono certo autorità, ospiti delle imbarcazioni, cittadini di Imperia, presenti tutti, che la 21ª edizione, fra 2 anni, riuscirà ad offrirvi una cornice portuale ulteriormente migliorata e definita, ancor più accogliente, con l'uscita del nuovo porto dalle secche nelle quali è stato trascinato. Questa non è solo una speranza, ma è un impegno. Ogni sforzo sarà fatto in questa direzione. Auguro a voi tutti
protagonisti di questa ormai storica regata, di godere appieno in questi 5 giorni delle bellezze di Imperia. Auguro a tutti, con i vostri preziosi legni, una competizione che sia avvincente, assolutamente sportiva, e concludo con il tradizionale augurio. Augurio a tutti voi naviganti di un buon vento. Thank you.